Eccoci insieme cari telespettatori, riprendiamo quindi le fila del discorso con il sindacato, con la CGIL del Veneto. Paolo Righetti, ben ritornato qui con noi. Buongiorno a tutti i telespettatori. E vediamo un po' di affrontare diversi temi che sono ancora in sospeso fondamentalmente, perché abbiamo da un lato c'è stata appunto la Camusso che si è pronunciata in modo anche molto chiaro a Venezia relativamente al discorso dei voucher, estensibilità di questi voucher anche dove non erano previsti, oppure metterli a referendum addirittura, cioè cerchiamo di spiegare cosa viene proposto per eliminarli, ridurli, limitarli, perché da una situazione di controllo maggiore si è arrivati come sempre all'opposto, quindi sono un incubo per i poveri lavoratori, soprattutto i più giovani che non vedono soluzioni di continuità, e quindi adesso cerchiamo di capire questo. L'altra questione è la grande mobilitazione che esiste anche nel nostro paese, perché si parla tanto della Francia, di cosa sta succedendo, però anche da noi le cose non vanno tanto lisce trasversalmente, quindi il sindacato cosa sta facendo, cosa c'è in gioco fondamentalmente. E poi abbiamo la questione sanità, riguarda la nostra regione, riguarda qualcosa che è in discussione in questi giorni e quindi vediamo di capire, di definirla. Non da ultimo, se avremo ancora tempo, la Carta dei diritti, che è sempre anche questa al centro dell'attenzione, di cui non tanto sufficienza si parla, però è bene sempre dare dei punti di chiarezza. Allora io direi di incominciare con la notizia proprio fresca del pronunciamento della Camusso e della questione del referendum per i voucher. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che uno strumento che era nato per far emergere il lavoro nero e per dare una copertura di regolarità, di contribuzione a forme occasionali di lavoro, si sta trasformando in realtà nel suo opposto, si sta trasformando nella moderna forma più recente e più attuale di precarietà. Noi la definiamo di lavoro grigio perché c'è il rischio che sia in modo più subdolo e meno visibile peggio dello stesso lavoro nero, se così si può dire. Perché l'abuso di questo utilizzo, e cioè la possibilità che venga pagato un voucher che ha il valore di 10 euro legato a una prestazione di un'ora per una prestazione maggiore di 4 ore, di 8 ore, e la parte restante invece venga pagata quando va bene in nero, esatto. Quando va male invece con un buono solo, con un voucher solo da 10 euro si pagano più e più ore di lavoro, però consentendo a chi utilizza, al committente che utilizza esatto. questo strumento, formalmente di essere in regola. Questo è successo con una trasformazione dall'origine. Inizialmente questo voucher era previsto appunto solo per alcuni lavori occasionali, per i lavori domestici, per le lezioni. Per l'agricoltura, insomma. Poi è diventato previsto, utilizzato esatto. per alcune prestazioni in agricoltura in modo limitato. Poi nel corso dell'evoluzione legislativa fino all'ultimo intervento del Job Act, si è prodotta una estensione sempre più forte della possibilità di questo utilizzo, per cui è stato esteso a tutti i settori. Anche in modo particolare il discorso del turismo. A tutti i settori produttivi, si utilizza addirittura in edilizia, per cui comprendiamo cosa vuole dire utilizzare un voucher in edilizia, in agricoltura senza più limiti, soprattutto nel turismo e nei servizi, tanto è vero che in molte territori, compreso i nostri, compreso il Veneto, insomma, sta addirittura sostituendo forme di lavoro strutturate, seppur a termine, il lavoro stagionale, i contratti a termine, e sta prendendo sempre più piede questa forma di utilizzo, pur essendoci tante forme di flessibilità nei contratti di lavoro, certo. Per cui è possibile utilizzare a seconda delle richieste, delle esigenze produttive, le forme che sono previste contrattualmente. Per cui fatta la legge ha trovato l'inganno sostanzialmente. C'è questa trasformazione, l'unico limite che è rimasto è quello dei 2.000 euro per il monocommittente e dei 7.000 euro complessivi. Ma si bypassa presto, perché a questo punto si bypassa nel modo che dicevo prima, e comunque è un'entità, un importo già elevato. Quello che noi sosteniamo è che oltre a essere una modalità che permette un lavoro nero però formalmente regolarizzato,
è anche in contrasto con lo spirito della legge stessa e dell'istituzione stessa di quello strumento, cioè di fatto viene utilizzato per lavori strutturali e non occasionali. Pertanto, grazie alla nostra azione di denuncia, di protesta, di richiesta di cambiamento e anche rispetto ai dati che stanno emergendo, per cui anche gli organismi istituzionali stanno facendo emergere che c'è una problematicità. Qua in Veneto abbiamo fatto un convegno recentemente con la Regione Veneto dove emergevano questi dati, fra l'altro il Veneto è una delle regioni che ne utilizza di più, circa 11, mi pare sui 15 milioni di voucher rispetto ai 115 totali, circa un 10% della dimensione nazionale viene utilizzata qua in Veneto. E grazie a questo qualcosa si sta muovendo, tanto è vero che è intervenuto anche il governo con un recente provvedimento del Consiglio dei Ministri, non so se sia ancora diventato definitivo, che interviene su una maggiore tracciabilità del voucher, cioè introduce dei meccanismi, dei vincoli rispetto alla comunicazione obbligatoria di quando si utilizza il voucher, cioè almeno un'ora prima della prestazione tramite un SMS all'INPS deve essere comunicato che si utilizza il voucher. Questo è un elemento di miglioramento dal punto di vista della tracciabilità, della possibilità di non fare i furbi rispetto a un possibile controllo, interviene il controllo, dico io gli ho dato questo voucher, deve essere comunicato almeno un'ora prima, ma non è assolutamente sufficiente, non è sufficiente perché non riduce l'ambito e i settori in cui è possibile utilizzare questi voucher. Noi diciamo che vanno ridotti i settori e ridotte le motivazioni per cui è possibile utilizzarlo. E fra l'altro alcuni aspetti addirittura peggiorativi, per esempio in agricoltura con l'ultimo provvedimento si superano i 2.000 euro, per cui in realtà da una parte si restringe l'utilizzo, dall'altro si tende a dare una possibilità di estensione. E soprattutto come CGIL perché abbiamo proposto un referendum abrogativo? È uno dei 3 referendum abrogativi. Uno è sui voucher, uno è per ripristinare la responsabilità in solido dei committenti nei confronti degli appaltatori, dei subappaltatori, quando questi non versano i contributi, non rispettano le norme contrattuali, perché deve esserci una responsabilità a monte che invece nel tempo è stata tolta, e poi c'è il ripristino dell'articolo 18 e per cui il ripristino del reintegro nel posto di lavoro quando il licenziamento è legittimo. Sono i 3 referendum abrogativi di sostegno alla proposta che abbiamo fatto sulla Carta dei diritti, ma poi lo riprendiamo dopo. Sui voucher la CGIL propone il referendum abrogativo perché abbiamo la convinzione, e gli ultimi interventi ci dimostrano che non c'è una volontà di intervenire con una modifica radicale, che un ripristino di vincoli e di limiti pesanti all'utilizzo di questo strumento, e soprattutto pensiamo che sia difficile anche se si dovesse pervenire a delle modifiche importanti e migliorative, ad avere un sistema di controllo e di vigilanza tale su uno strumento così poco controllabile, che consenta che non ci siano gli abusi che stanno emergendo, che si stanno manifestando in questo momento. Ecco, ne abbiamo già parlato anche noi dei voucher in passato, sono arrivate un paio di domande da parte dei telespettatori, perché adesso gliele rigiro, non mi ricordo se l'abbiamo fatto insieme, può darsi la volta precedente. Allora, se babysitter, collaboratrici domestiche, badanti occasionali possono essere pagate, quindi queste figure diciamo che ruotano intorno alla famiglia, oppure assistenti tipo l'infermiera della situazione, possono essere pagate coi voucher oppure no? E quindi si rientra anche in queste categorie. Ma guardi, in effetti è una domanda interessante, tanto è vero che la nostra proposta abrogativa, di referendum abrogativo, va ed interviene su una parte della legge che prevede, che ha istituito il voucher, e soprattutto dei passaggi delle modifiche che sono intervenute successivamente. Tecnicamente va a ripristinare la condizione originale. La condizione originale era appunto un uso estremamente limitato, solo per lavoro occasionale, solo per determinate casistiche. È comprensibile che se
una famiglia ha una badante che va in ferie o che ha una malattia e si trova nella condizione tempestiva di dover intervenire, possa utilizzare il voucher. Oppure la giornata di libertà, quello che non è accettabile una è gamba rotta che necessita che per si un bambino un utilizzi intervento. in realtà sostituendo una forma strutturale di lavoro, di prestazione lavorativa. Questo non è possibile, per cui anche il referendum è abrogativo, per cui va a eliminare alcune parti della legislazione, si propone di ripristinare la condizione preesistente. Quindi in queste situazioni rientrerebbe una persona, sì, si sente, diciamo sì, proprio per il discorso della tutela, perché quando ha un'opera in ambito domestico avere sempre maggiori garanzie che in questo momento altrimenti verrebbero meno, insomma diventa un po' rischioso per la famiglia. Però diciamo che l'associazione Federalberghi sostanzialmente si è opposta a questo in modo anche molto netto, e diciamo che i numeri di Venezia, da cui sono emersi da questo convegno a Venezia, sono anche importanti, cioè in Veneto c'è un ricorso pazzesco ai voucher, proprio perché il turismo è un settore fortissimo. Io ho dei numeri da paura, 2,6 milioni di buoni lavoro, perché i voucher sono buoni lavoro sostanzialmente. Sì. Aumentando così di 20 volte la cifra del 2012, quando erano stati invece poco più di 100.000. Federalberghi dice che 200.000 persone sono pagate con i buoni, quindi sono tante veramente, e per cui è contrario all'azione che viene proposta dalla Camusso. Sì, ma però sbaglia Federalberghi, perché in realtà rischia di tutelare quelle imprese, in questo caso gli albergatori, che utilizzano in modo corretto, in modo proprio, il rapporto di lavoro idoneo al tipo di prestazione, quando è strutturata per un determinato periodo di tempo e stagionale, e di favorire invece una concorrenza sleale di chi progressivamente ha capito che con l'utilizzo dei voucher ha dei margini di utilizzo improprio e di abuso, e soprattutto di costi minori, e per cui utilizza sempre di più quello strumento fino ai limiti concessi in modo regolare e forse oltre in modo irregolare, e questo crea anche una concorrenza sleale fra le imprese. Federalberghi dovrebbe garantire e tutelare l'insieme della sua rappresentanza e soprattutto il lavoro di qualità e il lavoro buono e positivo. Non dimentichiamoci che dal punto di vista del lavoratore il voucher non solo è uno strumento che consente questi abusi, diciamo, ma dal punto di vista delle tutele del lavoratore si chiude lì, con i 10 euro di cui in tasca al lavoratore ne vanno 7,50 euro perché gli altri vanno a coprire in modo estremamente limitato la contribuzione previdenziale e l'assicurazione sugli infortuni. Il lavoratore poi non ha nulla, non matura né tredicesima né ferie, né ovviamente corrispettivi in caso di malattia, perché in quel caso non gli viene dato il voucher perché non può dare la prestazione, non matura il TFR, e soprattutto, se si diffonde sempre di più questo utilizzo, dal punto di vista previdenziale è un altro dei tasselli che portano a ridurre la contribuzione complessiva al sistema previdenziale pubblico e a creare una condizione in futuro, assieme a tutte le altre forme di precarietà dal punto di vista lavorativo che ci sono, con bassa contribuzione, di non riuscire a maturare una pensione dignitosa, una pensione. Però i contributi intanto vengono versati, quindi anche un modo. Sì, ma sono contributi molto limitati. No, ma dico, arricchiscono le casse dell'INPS, ma non quelle poi, tra virgolette, casse tra virgolette, perché se lo confrontiamo, il problema è che Federalberghi dice si dà lavoro a qualche centinaia di migliaia, ma adesso non ci sono dati precisi perché appunto, ma ripeto, molti di questi che utilizzano i voucher prima prestavano la propria attività lavorativa, soprattutto nel settore del commercio e del turismo, con i contratti a termine, con i contratti stagionali, molto più tutelati dal punto di vista degli elementi contrattuali che maturano e molto più solidi dal punto di vista anche della contribuzione previdenziale. Ecco, questo è un indubbio. Quindi per cui non è occupazione aggiuntiva, molto spesso è una forma sostitutiva di retribuzione e di rapporto di lavoro. E poi non c'è neanche la prevedibilità, per cui le persone non possono neanche andare a programmare in qualche modo le proprie attività, perché sono su chiamata immediata sostanzialmente. Allora, torniamo su questi discorsi, estendendo anche ad altri ambiti, subito dopo la pubblicità.